esserci per non dimenticare questa l'iniziativa che si svolge oggi al Liceo Classico Empedocle. Certamente anche quest'anno confermiamo l'impegno civile della nostra scuola, impegno culturale, educativo e civile, a ricordare la giornata della memoria per quello che l'impegno della memoria e della testimonianza possono rappresentare per le nuove generazioni. Si tratta di una pagina della storia del Novecento tra le più tragiche che si siano appunto verificate, scritte, che i ragazzi studiano e che forse non è neanche possibile ricordare senza anche quel particolare coinvolgimento emotivo che nasce dal pathos della testimonianza. Sono ancora in vita pochi forse tra i testimoni della Shoah e hanno fatto di questa loro elaborazione del ricordo un impegno da tramandare. Ritengo che le scuole abbiano il compito di raccogliere il testimone, anche perché, come dice Hannah Arendt, è fondamentale abituare i ragazzi ed educare i ragazzi a saper pensare, perché solo l'esercizio del pensiero, del discernimento critico, la conoscenza dei fatti della storia e soprattutto l'impegno sui valori fondanti della convivenza civile, che sono anche alla base della dignità dell'uomo, diventino fondamento della loro formazione e impegno civile anche per il futuro, per la costruzione di una società che deve evidentemente scongiurare che altri eventi, altre tragedie come l'Olocausto possano verificarsi ancora. Giulia, come valuti questa iniziativa e quanto è importante tra i ragazzi parlare dell'evento? Credo sia molto importante perché dal passato comunque possiamo riprendere delle lezioni che potranno servire per il presente e per il futuro. Proprio per questo motivo non dobbiamo dimenticare i delitti e le azioni atroci che sono state compiute durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto da poter combattere fenomeni di odio e di razzismo nel presente e nel futuro.